Finite le risorse e gli investimenti pubblici, lo sport si affida al volontariato. Finiti i tempi degli striscioni pubblicitari, le sponsorizzazioni 2.0 viaggiano sul web e nasce il concorso Mi piace di cuore fra società paralimpiche del Veneto. L'idea è di Asco Trade, pronta a distribuire oltre 10.000 euro ai progetti più interessanti di quelle società sportive che, attraverso il Comitato Paralimpico Italiano, otterranno più click nella pagina Mi piace di cuore. Alle prime tre classificate il 75% del montepremi, il restante quarto ad un'altra società che deciderà l'organizzazione, perché possa essere premiata anche la società piccola che non è capace di muovere tanti contatti. Noi abbiamo bisogno di avere dei progetti, di portare avanti come enti dei progetti per dare alle nuove generazioni, attraverso lo sport, la voglia di vivere in una Italia sana. Sono stato sorpreso perché di solito bisogna andare a cercare i sostegni, i contributi per attuare dei progetti. In questo caso, stranamente, siamo stati cercati. Un progetto al momento sperimentale, ma che fa guardare a Rio 2016 con la maggior speranza per lo sport veneto, per raggiungere almeno le 4 medaglie di Londra 2012. Ai 10.000 euro si aggiungeranno altri 10 euro per ogni contratto di luce più gas sottoscritto fra il 15 settembre e il 31 dicembre. Il momento di difficoltà significa anche che il pubblico non riesce più a dare aiuto al mondo dello sport, in questo caso, piuttosto che al mondo della cultura, ci devono pensare le aziende e noi siamo presenti, siamo i primi a farlo, diceva il Presidente del CONI, i primi in Italia a farlo e questo ci fa piacere.